Ho saputo di un consigliere comunale che è andato a farsi ricevere la stampa estera per denigrare il nostro lavoro senza nessun dato, accusandoci poi di non dare dati, dava dati dicendo che non aveva dati. Cioè, è chiaro che questi ti ricevono, sei un consigliere comunale di Venezia, sputani la città. È un Brugnaro più che iroso, irrefrenabile e incontenibile, quello che risponde a distanza al consigliere di opposizione Giovanni Andrea Martini, capogruppo di tutta la città insieme, sulla polemica nata intorno al contributo d'accesso, definito dallo stesso Martini un bluff, con l'inefficacia del provvedimento sottolineata anche da alcuni giornalisti dei media internazionali, dalla sede dell'Associazione della Stampa Estera di Roma. Sono sabotatori di qualsiasi tentativo. Il consigliere in questione, cioè Giovanni Andrea Martini, per il sindaco Brugnaro tra la pletora di sabotatori e bugiardi e parlando anche in dialetto, infervorandosi, se la prende pure con le proteste degli ambientalisti contro l'inceneritore di Fusina. È contro la realtà, no? La verità, la realtà. Cioè, allora non basta dire balle continuamente, dirle bene perché le dicono bene, fanno i manifesti. A me è stato fatto un manifesto contro gli inceneritori, tutta la parete intera, cioè questo si può fare da mattina a sera, questa sarebbe l'arte e la pittura. La realtà è che il termovalorizzatore di Marghera è il più avanzato d'Italia e fuori non esce niente ed è la soluzione più ecologica che esiste. Infine il Brugnaro Consiglio contro ogni conflitto d'opinione sulle dinamiche di leadership. Voglio spiegare che l'ideologia è una brutta bestia, perché ti fa vedere un nemico dappertutto. Sei dalla parte mia o sei dall'altra parte. Abbandonate questo modo di fare, ragioniamo sui fatti.